Da sempre in prima fila nella protesta di piazza contro le decisioni del governo. Parliamo di Cristina Muratori, farmacista, animatrice delle assemblee che hanno movimentato a Belluno la centralissima Piazza dei Martiri. Ora attorno a lei si è sviluppato un nuovo caso, la chiusura della sua farmacia causata dal fatto che lei non è vaccinata. La farmacia Veneggia è stata chiusa da parte dell'ULSS intanto per una settimana, poiché non c'è al momento un direttore vaccinato. Questa decisione è stata presa anche se appunto pur essendoci l'obbligo di legge per i sanitari di essere vaccinati, ci sono tutta una serie di persone che hanno delle problematiche di salute che non consentono di effettuare il vaccino. Il vaccino attualmente non dà una copertura sicura per quanto riguarda la protezione degli altri, non si difende minimamente il prossimo perché il vaccino non ferma il contagio. La parola ora passa ai legali. La USL ha intimato alla farmacia di provvedere alla nomina di un direttore vaccinato e nelle more li ha invitati a non aprire. Può sembrare un busillis, ma non è così. Solo apparentemente simile, ma in realtà totalmente diverso, il caso della farmacia Franceschinelli di Frassenè, una frazione di Voltago Gordino, comune di cui è l'unica farmacia. La titolare, che si dichiara non vaccinata per motivi di salute, cerca disperatamente un direttore vaccinato che permetta di continuare a tenere aperta la farmacia stessa. Io poi sono ossessionata dalla gente perché sono qua da 25 anni, hai capito? Mhm, Lei può pensare cosa sono io per loro? certo. Non sono la farmacista, sono tutto.